correre sul calendario. Va ora in onda Auto da Fè, un mondo senza testa, una testa senza mondo, un mondo in testa. Conoscevo come adesso ed ego non mi absolvo neanche quando mi confesso dei peccati che ho commesso. Un'auto da Fè. Buongiorno a tutte le teleascoltatrici e tutti i teleascoltatori, ben trovati a un'altra puntata di Auto da Fè che iniziamo subito in collegamento con Guido Guastalla. Ci siamo sentiti ieri, Guido Guastalla è editore di Belforte, editori librai dal 1805 a Livorno, una casa editrice il cui sito abbiamo messo nel post che introduce la nostra conversazione, salomonebelforte.com. Ieri abbiamo parlato di un libro che si occupava dell'antisemitismo nel cinema italiano con Luca Martera e ci siamo dati appuntamento per oggi, per cui io ringrazio Guido Guastalla che è in collegamento stamani con noi. Grazie dottor Guastalla e buongiorno a lei innanzitutto. Buongiorno a lei, dottor Canarca. Allora, Guido Guastalla nasce nel 1942 a Livorno, sopravvive alla Shoah, si laurea in filosofia con un politico, filosofo e storico della filosofia di impostazione marxista, il professor Nicola Badaloni, con una tesi su Antonio Gramsci, il tema dell'egemonia culturale. È mercante internazionale d'arte, lavora con i grandissimi artisti del Novecento e poi appunto riporta in piena salute la casa editrice di famiglia Salomone Belforte, specializzata in cultura ebraica e attiva, come dicevo, dal 1805. È stato anche, dottor Guastalla, assessore alla cultura della comunità ebraica di Livorno per lunghi anni, candidato sindaco con una lista civica che nel 2004 a Mare Livorno raccolse il 25%, il 24,5% dei voti, vicepresidente dell'Associazione di Amicizia Ebraico-Cristiana, fondata sempre a Livorno, presidente dell'Associazione Società Aperta di Livorno, aderente alla Fondazione Magna Carta, presieduta dal senatore Quagliariello. E naturalmente una biografia sintetica, quella che ho appena esposto. Noi ci siamo sentiti anche in quel di novembre dello scorso anno per parlare di un libro che si ricollega, direi, perfettamente al tema della conversazione di oggi. Il tema di oggi io l'ho voluto riassumere in una domanda apparentemente molto semplice, per me lo è, anche la risposta lo è, lo dico subito. Israele sta combattendo anche per noi? Ci eravamo sentiti, dottor Guastalla, per la presentazione di un altro libro che la sua casa editrice Belforte ha pubblicato, Il nuovo rifiuto di Israele, riflessioni su ebraismo, cristianesimo, islam e l'odio di sé dell'Occidente. Ne avevamo parlato di questo odio di sé in relazione alla presentazione di quel libro, dottor Guastalla, no? Che veniva dopo il pogrom, le atrocità del 7 ottobre del 2023 contro i cittadini e le cittadine, i bambini e le bambine israeliane. Molti in Occidente mettono apertamente in discussione il diritto di Israele a esistere. Questo era il punto di partenza del libro curato da Massimo De Angelis con moltissimi interventi, no? Lo ricordo il titolo per chi volesse poi recuperarlo, Il nuovo rifiuto di Israele, edito da Belforte. Allora, il senso di colpa per la Shoah, che è sbiadito, da parte di tutti noi ovviamente, e l'incomprensione invece che aumenta, il rifiuto per il popolo ebraico e la sua identità. Una chiave di lettura è l'odio di sé. Insomma, noi abbiamo smarrito una coscienza di noi stessi e tutto sommato Israele dà fastidio perché ce la ricorda. La cultura ebraica non ha smarrito questa coscienza di sé e delle proprie radici, no? Un po' grossolanamente questo era il ragionamento, l'ho riassunto grossolanamente, che avevamo fatto. Ecco, mi sembra, dottor Guastalla, e da qui vorrei partire, le lascio subito la parola, che questa considerazione circa lo smarrimento delle radici, circa il nuovo rifiuto di Israele, sia perfettamente in linea con quanto sta accadendo adesso in occasione della guerra lanciata da Israele, da Netanyahu contro l'Iran. Io mi sono posto la domanda: Israele sta combattendo anche per noi? Ci ho messo un punto interrogativo. Lo dico subito, chi mi ascolta lo sa, per me il punto interrogativo non c'è. Israele sta combattendo anche per noi, ma vorrei sentire la sua opinione, dottor Guastalla. Io la ringrazio intanto moltissimo di questa sua puntuale presentazione che credo dia il quadro esatto del problema che noi ci troviamo ad affrontare. Intanto le voglio dire che il titolo della sua trasmissione, Auto da Fè,
che ci ricorda i roghi con i quali venivano bruciati gli ebrei durante l'Inquisizione, che poi uno straordinario libro di Elias Canetti, è veramente molto apprezzata. Sembrava che questi auto da fè fossero stati superati, eliminati, cioè che il loro ricordo fosse tanto qualcosa che riguardasse il passato, ma invece purtroppo sembra che qualcosa di questo stia ritornando. Devo dire, per la mia esperienza personale, trovo che ad esempio la Chiesa Cattolica, a cominciare da San Giovanni XXIII a tutti i papi successivi fino al cardinale Ratzinger, voglio firmarmi al cardinale Ratzinger e riprendere con Leone XIV, ha fatto un percorso estremamente positivo, duro, lungo e molto esplicativo per superare quello che era la soppressione delle radici. La Chiesa queste radici le ha ritrovate. La dichiarazione di San Giovanni Paolo II, Gesù ebreo per sempre, credo abbia posto il suggello a questo percorso. Purtroppo è un percorso fatto dalle elite. Il corpo della cristianità, della cattolicità, probabilmente non è stato in grado di metabolizzare un qualche cosa che l'elite del mondo cattolico, della gerarchia cattolica ha prodotto da nostre etate ad oggi. E questo purtroppo provoca alcuni sbandamenti. Devo dire che non tutto il mondo cattolico, anzi credo che gran parte del mondo cattolico abbia capito che la riscoperta delle radici comuni fra ebraismo e cristianesimo con la riaffermazione della ebraicità di Gesù siano un fatto fondamentale per affermare la valorialità dell'Occidente. E l'Occidente ha espresso dei valori universali, da Gerusalemme a Atene, Roma, come diceva il filosofo Leo Strauss, quando diceva negli antichi, Gerusalemme, Atene, Roma, noi dobbiamo ritrovare la verità del passato e del presente. Però questa cosa è un qualcosa che non unisce tutto il mondo occidentale. Io credo che ci sia una minoranza rumorosa che non ha capito quali sono i nostri veri nemici e una maggioranza silenziosa che non approva queste posizioni filo-islamiste, dico islamiste e non islamiche perché si parla sempre di Islam politico, cioè di Islam che vuole dominare il mondo e non di un Islam che vuole convivere con il mondo. E io credo che tutto questo provochi una situazione di discrasia nel mondo occidentale. Cioè da una parte c'è una minoranza rumorosa, dall'altra una maggioranza silenziosa e poi c'è un'altra minoranza che non è rumorosa ma è raziocinante, che si rende conto che solo nelle radici più profonde della nostra cultura noi ritroviamo la nostra identità, un'identità che qualcuno dice esclusiva, ma invece è inclusiva, perché l'Occidente non vuole escludere nessuno, certamente ha commesso degli errori, ha commesso delle atrocità, il colonialismo è una cosa che va assolutamente condannata, dobbiamo convivere con tutti i popoli che sono stati colonizzati e che però dalla colonizzazione hanno avuto anche i benefici della nostra civiltà e della nostra cultura. Ma il mondo del futuro dovrà essere un mondo di convivenza pacifica e anche amorosa, ecco, per usare un termine un pochino più forte, e non certamente di esclusione. Purtroppo c'è qualcuno che invece vuole escludere e vuole creare una situazione di conflittualità. Ricordiamoci il famoso libro di Huntington sulla lo scontro delle civiltà. Lo scontro delle civiltà. Insomma, voglio dire, dobbiamo vedere la realtà nella sua complessità. Ecco, io credo che sia questo il modo giusto di vederlo. In questo momento noi assistiamo a uno scontro dove ci sono
delle forze, diciamo, e soprattutto nel mondo islamico sono proprio gli sciiti che hanno una visione apocalittica, no? Per cui praticamente loro vorrebbero concludere il mondo con un grande rogo magari nucleare, no? Che è quella, diciamo, di un Islam che si è scisso, diciamo, dalla maggioranza sunnita, che ha scelto una strada diversa e che purtroppo ha sottomesso un popolo di grandissima civiltà. Cioè, ricordiamoci una cosa, la Megillah Esther, diciamo il racconto di Esther. Il racconto di Esther è molto emblematico, perché all'epoca di Ciro il Grande c'è un cattivo che è Aman, che è il suo gran visir, che per la prima volta proclama l'antisemitismo, diciamo, universale. Dice al re: c'è un popolo che si nasconde fra i tuoi popoli e che vuole distruggere il nostro regno. Tu devi trovarlo e devi distruggerlo. Poi c'è il miracolo di Esther, la quale diventa la moglie preferita del re, dell'imperatore di Persia, la quale lo convince a sostituire, diciamo, questo editto con un editto contrario. Aman viene ucciso, impiccato, e il popolo ebraico viene liberato da questa minaccia di sterminio, di genocidio totalizzante. Questo per dire che i rapporti fra la Persia e Israele, poi i persiani liberarono gli ebrei dalla schiavitù di Babilonia, quindi il rapporto fra, tant'è vero che il nome Ciro è ancora un nome usato in ambito ebraico, diciamo, per i bambini che nascono. Cioè il rapporto con la Persia è sempre stato un rapporto molto positivo. Soltanto con il regime degli Ayatollah si è prima inclinato, poi eliminato, e addirittura oggi è di una conflittualità per la vita e per la morte. Certo. Cioè, c'è qualcuno che vuole distruggere Israele, ha posto a Teheran un orologio che scandisce i tempi di qui al 2040, quando avverrà la distruzione di Israele, e c'è un paese come Israele che cerca di difendersi da questa minaccia mortale che vorrebbe, diciamo, eliminare, ma non con l'eliminazione dell'Iran, della Persia, ma con un cambiamento di regime che porti nuovamente a quell'accordo che c'è sempre per 3500 anni stato fra diciamo, il mondo ebraico, lo Stato ebraico e la Persia imperiale. Ecco, dottor Guastalla, lei con questo richiamo culturale biblico è riuscito secondo me a tratteggiare anche un quadro geopolitico importante, che però è spesso misconosciuto, no? Cioè lei parlava dei profondi rapporti tra la Persia e il mondo ebraico, che sono in qualche modo torniamo al discorso iniziale, da ricostituire. Dobbiamo ritornare a queste radici, no? Eliminando però un ostacolo non di poco conto, perché in effetti quando lei ha parlato del mondo sciita, mondo minoritario all'interno della galassia islamica, l'Iran sostanzialmente, l'Iran che sta nutrendo e ha nutrito Hezbollah, che ha nutrito anche Hamas, che ha nutrito l'ostilità verso Israele tesa a eliminarlo sostanzialmente. Al contrario della larga parte del mondo sunnita, mi pare, che in realtà e tutto è culminato con gli accordi di Abramo, che sono però in pieno divenire, anche prospetticamente per il futuro ricchi di possibilità di pace, no? Il mondo sunnita, al contrario, invece è disposto a percorrere un sentiero di pacificazione, tutto sommato, no? Il presidente Trump ha dato un grosso impulso a questa strada, a questa direzione. Quindi ci troviamo nella situazione in cui, per paradosso, io traggo spunto dalle sue parole, sono molti di più i germi di possibile pace anche nel pieno di una guerra. Il problema è, e le pongo un altro quesito, quello della politica, perché quando io accendo la televisione italiana sento parlare tantissimi politici italiani, non ho la percezione di questo quadro così ricco, così fecondo potenzialmente e anche portatore di una pace futura che viene fuori per esempio dalle sue parole, che non sono parole campate per aria, ma nella storia, nella cultura e nella realtà millenaria di questa zona complicata. Una zona complicata che però può avere uno sviluppo
straordinariamente positivo se perseguiamo questa strada. Rimuovere l'ostacolo iraniano per come è combinato oggi significa aprire una strada di pace. C'è poco da fare, no? Mi sembra che per questo io ho detto Israele sta combattendo anche per noi, perché finalmente forse si aprono spiragli di pacificazione e anche geopoliticamente si aprono nuove strade potenzialmente molto interessanti, perché forse pochi ne hanno parlato, ma sullo sfondo c'è anche la possibilità di aprire una nuova via, la via del cotone, dall'India al Medio Oriente pacificato fino all'Europa. Quindi ancora più chance di crescita per tutti. Mi pare che siamo in questo contesto, no? Non dovrebbe essere difficile capire da che parte stare, e invece lo diventa, perché ripeto, quando sento parlare di determinati politici o accendo la televisione, ieri sera su Rai 3 mi sembrava di stare sulla Luna, tanto per non fare riferimenti espliciti. Ecco, il suo giudizio su come la politica sta inquadrando questa fase molto ricca di promesse positive, anche perché io in questa guerra ci vedo anche in realtà una promessa di pace, perché non credo che Israele ami stare in guerra perpetuamente, è nata e il giorno dopo le hanno fatto guerra, ha dovuto fronteggiare tantissime altre guerre, non stiamo ad elencarle tutte, 48, 67, 73, il pogrom del 23. Insomma, perché non riusciamo a intravedere questo sentiero che renderebbe tutto più facile a livello politico e comunicativo, mediatico? Mi scusi la lunghezza della domanda, dottor Guastalla. No, io sono assolutamente d'accordo con lei. Guardi, io fortunatamente ieri sera non ero a casa, quindi non ho potuto ascoltare la televisione, anche perché mi sarei irritato moltissimo, ma ero invece a Pisa sul lungo Arno, perché c'era la festa di San Ranieri con una luminara di fuochi d'artificio straordinaria, che ho visto dall'attico di un nostro amico primario chirurgo. Una festa bellissima per San Ranieri, ma mi è venuta una riflessione, ma c'erano 100.000 persone lungo il Lungarno, ma quante di queste persone, o anche poche di queste persone, pensano che questa festa sia dedicata a questo santo che è il santo protettore di questa città? Cioè, quanti si ricollegano con la tradizione, quanti si ricollegano con le radici a cui questa festa, oppure è soltanto una festa così per stare insieme, mangiare qualcosa insieme, un panino per la strada o seduti a un bar, eccetera. Ecco, allora io penso che il futuro dell'Occidente debba essere quello di recuperare, insieme alla joie de vivre che ovviamente ci appartiene, anche il perché di questa gioia, le radici da cui proviene questa gioia di vivere. Cioè, se non c'è questo, diventa un qualche cosa di assolutamente vuoto. L'ebraismo invece questa cosa l'ha difesa strenuamente ed è sopravvissuto grazie alla memoria, non al ricordo, alla memoria. Quando noi celebriamo la Pasqua ebraica, noi prima di mangiare recitiamo per 1 ora e mezza la storia dell'esodo dall'Egitto, e a un certo punto c'è un verso in cui si dice: ciascuno di noi è come se fosse stato liberato dalla schiavitù d'Egitto, oggi, non ieri. Cioè, voglio dire, il passato nella memoria diventa presenza di oggi. Se noi perdiamo questa dimensione delle nostre radici comuni, cioè per noi la storia dell'Esodo, soprattutto per il cristianesimo la storia della passione di Gesù, e dei testi che poi a questa passione si sono, diciamo, collegati, che sono gli Atti degli Apostoli, i Vangeli e tutta la tradizione successiva, eccetera. Noi diventiamo una scatola vuota, e le scatole vuote poi qualcuno le riempie. L'Islam, purtroppo per noi e fortunatamente per loro, questa realtà la conservano. Allora noi abbiamo il dovere di fare altrettanto. Se noi facciamo altrettanto siamo in grado di difenderci, ma non dal punto di vista materiale, ma dal punto di vista spirituale, perché gli imperi o gli stati crollano quando non hanno più una ragione di esistere dal punto di vista della identità valoriale. Cioè, senza valori una realtà umana viene sostituita da un'altra. Ecco allora che noi in questa dimensione dobbiamo recuperare questa dimensione che sembra astratta, perché è quella della spiritualità,
ma che in realtà è fondante della nostra realtà anche, diciamo, fattuale, cioè quella dei commerci, dei traffici, della potenza militare, eccetera. Nello stesso tempo anche noi cerchiamo di escludere la forza dalla storia dell'uomo, cioè qualcuno ha dichiarato che ormai con la diplomazia si può risolvere qualsiasi problema. Certo, la diplomazia è uno strumento importantissimo, fondamentale, ma a un certo punto c'è anche l'uso della forza, legittima, certo, non illegittima. Ma oggi invece si tende a dichiarare che in realtà la forza che utilizza Israele è la stessa forza che usavano i nazisti per conquistare il mondo occidentale e anche orientale. E questo è assolutamente falso, perché Israele non vuole conquistare nessuno, non vuole essere la Prussia del Medio Oriente, vuole essere semplicemente una nazione che accanto alle altre nazioni della regione contribuisce allo sviluppo della civiltà. E purtroppo c'è una parte dell'opinione pubblica e soprattutto anche televisiva, del mainstream dei giornali. Ad esempio, ieri è apparso un articolo che veramente mi ha addolorato moltissimo, quello di Veneziani, in cui praticamente, non dico che prenda del tutto le parti, diciamo, del mondo islamico, ma che comunque dichiara che l'iniziativa di Israele è assolutamente illegittima, non ha nessuna giustificazione, eccetera. Ecco, detto da uno scrittore che poi scrive su giornali che invece hanno una posizione assolutamente schierata dalla parte dell'Occidente, di Israele, eccetera, mi ha, diciamo, fatto male, anche perché Veneziani aveva nel nostro primo libro, I nodi dell'Occidente, pubblicato un testo che era assolutamente accettabile. Ecco, però c'è come per dire, uno sfaldamento, cioè c'è una mancanza di coerenza, cioè qualcuno si fa prendere dalle fregole del buonismo. Ora, essere buoni è una cosa fondamentale, essere buonisti secondo me è una cosa assolutamente negativa, che non porta a niente. L'uso della forza deve essere legittimo, deve essere controllato. Mi sembra che in questo caso l'uso della forza sia, diciamo, finalizzato alla fine del regime delle Ayatollah, restituire all'Iran un regime, diciamo... Ecco, questo è un punto chiave, no? Perché tra gli obiettivi di questa azione militare c'è anche uno di quelli più decisivi, credo, sfaldare il potere degli Ayatollah, aprire la strada al ritorno di una democrazia che c'era tutto sommato prima dell'avvento di Khomeini nel 78, no? Ecco, io ho sott'occhio un bell'articolo del nostro comune amico, credo, il professor Ugo Volli, il quale su questo tema ha scritto su shalom.it un articolo di puntualizzazione del conflitto in corso, nel quale il tema fondamentale, decisivo, anzi, è proprio quello della rivolta o del cambio di regime in Iran. Ci sono gruppi giovanili urbani, come tutti ricordiamo, ragazzi e ragazze che hanno eroicamente testimoniato il loro dissenso negli anni scorsi e che potrebbero tornare in piazza. Ci sono gruppi colonizzati dallo Stato iraniano, cioè arabi sunniti sulla riva del Golfo, azeri nel nord, beluci all'estremo oriente. Insomma, però che l'ora del regime sia suonata lo devono decidere anche dall'interno del paese, no? Certo, una situazione bellica nella quale peraltro numerosi obiettivi di primo piano sono già stati colpiti. Sono girate voci anche del fatto che l'Ayatollah Khamenei stia trattando in qualche modo una via d'uscita verso la Russia, no? Per mettersi al sicuro. Non so se questo preluda a un cambio di regime, certo però sicuramente sarebbe un passo verso quello scenario di pace di cui si parlava prima, no? Inutile girarci intorno, anche perché prima tu devi eliminare uno che ha detto chiaramente che ti vuole eliminare e non puoi fare la pace con uno che vuole la tua morte, no? Prima devi eliminare questo pericolo, riaprire anche, lei ha ricordato benissimo prima la vivacità culturale e, diciamo, le radici profonde del popolo persiano, che
la democrazia e la libertà tutto sommato ce li ha nel DNA, magari molto più di altri popoli ai quali abbiamo cercato di portarli con una certa, a volte magari, senso di superiorità. Ci abbiamo provato, però non mi sembra un brutto proposito portare democrazia e libertà. Ecco, in Persia queste radici ci sono profondamente, lei ce lo ha ricordato prima. E allora lei come la vede, dottor Guastalla, per chiudere un po' la nostra conversazione, questa possibilità? È possibile che si rivivifichi quello spirito positivo persiano, non come inista, anche in Iran? Assolutamente, io la penso in questo modo. Le devo dire che noi da Livorno abbiamo una visione abbastanza precisa di questo mondo persiano, perché fino all'epoca dello Shah i cadetti della Marina Militare venivano a Livorno per prendere, diciamo, la loro specializzazione varia in armi militari di tutti i generi, cioè dallo Stato Maggiore diciamo a ingegneria, eccetera. E molte di queste ufficiali si sono sposati con donne italiane, alcuni hanno fatto i figli cattolici e così via. Cioè c'è stata sempre una grande comunanza con questo mondo, diciamo, chiamiamolo alta borghesia e nobiltà persiana, perché poi gli ufficiali erano provenienti da questo mondo. L'altra cosa che voglio dire, e quindi c'è un altro aspetto, noi fra virgolette non dobbiamo esportare la nostra cultura e la nostra civiltà, che poi quella della libertà che noi abbiamo elaborato appunto da Gerusalemme, Atene, Roma, ma dobbiamo convivere con culture che pur diverse da quella cinese, indiana, medio orientale, persiana, araba, eccetera, esprimono dei valori che sono in parte diversi e in parte si sono, diciamo, anche collegati con la nostra civiltà. Ma l'esportazione significa ritornare ad un passato in cui è come all'epoca delle crociate, no? Ciascuno è il signo vinci. Sì. E noi in realtà dobbiamo convivere, perché il mondo ebraico in questo credo possa essere molto utile, perché il mondo ebraico, cioè la cultura ebraica è particolaristica, cioè dopo la distruzione della Torre di Babele, che è un simbolo. Cosa significa la distruzione della Torre di Israele? Significa che Dio non vuole un pensiero unico, una religione unica, una struttura sociale unica. Ha disperso le genti in attesa del ritorno, della venuta o del ritorno del Messia, quando ci sarà la riunificazione del mondo. Ma in attesa di questa riunificazione ci sono lingue diverse, culture diverse, civiltà diverse. Ecco, noi dobbiamo accettare che il mondo è costituito da civiltà diverse. Possono convivere fra di loro? Sicuramente, anzi, noi vogliamo che necessariamente convivano, ma non dobbiamo imporre una unica visione che è la nostra, che per noi è fondamentale, per noi è la radice a cui ci dobbiamo abbeverare, ma che per altri invece è diversa. Per gli indiani nasce in un altro mondo, dal Buddha, dalle loro religioni, diciamo, locali, così come per il Giappone, per Confucio in Cina, Lao Tse, eccetera, eccetera. Quindi il mondo è molto complesso e noi dobbiamo questa complessità rispettarla, amarla e cercare di farla, diciamo, prosperare e di far fiorire. Ecco, e bisogna che fioriscano molti fiori. Ecco, uno diverso dall'altro, insieme daranno il senso, diciamo, di un mondo migliore. Ecco. Allora io ringrazio davvero di cuore Guido Guastalla per questa mezz'ora di conversazione che ha portato aria pulita, ma anche speranza fondata sulla conoscenza, sulla ragione, sulla storia, sulle radici, sui valori fondamentali, non speranza campata per aria o appunto buonismo pacifista, ma speranza vera, di pace vera, fondata sulla storia, ripeto, sui valori, su ciò che sono le nostre radici e che consentono e consentirebbero di avere un futuro migliore. Questo ci ha detto il dottor Guastalla, con parole credo semplicissime e efficacissime, delle quali, dottor Guastalla, la ringrazio veramente, perché ogni volta è un piacere conversare con lei. Grazie, io ringrazio lei e auguro alla sua trasmissione
il bene maggiore che possa avere nel futuro. Grazie di cuore, fatevi un giro sul sito della casa editrice guidata dal dottor Guido Guastalla, salomonebelforte.com. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Buongiorno, arrivederci. Avete ascoltato Auto da Fè.